16° turno del campionato Under 17 regionale. Le telecamere della Wii Sport facevano tappa al comunale Luigi Averna di Riposto per approfondire la sfida tra Ionia Calcio e Academy Barcellona. Formazione di mister Figuera, squalificato quest'oggi reduce dal pari per 1-1 sul campo della Nuova Rinascita, è stata sconfitta invece per i ragazzi di mister Silvano Milone nell'ultimo turno sul campo della Messana per 3-2. A dirigere l'incontro il signor Andrea Samperi, la sezione di Acireale, quando grazie alle nostre immagini possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Prima occasione subito di marca Ionia Calcio, ben sviluppata la trama dal centro del campo verso sinistra dove c'è il numero 11 bianconero che può prendere il fondo. Piana mette questo tiro grosso in mezzo, inganna Milone e porta in vantaggio la Ionia Calcio Riposto dopo appena 3 giri di lancette. Cambia già il parziale al comunale Luigi Averna, questa parabola velenosa che va a ingannare il numero 1 ospite per il vantaggio dei ragazzi di mister Figuera. Ionia Calcio che potrebbe raddoppiare 5 minuti più tardi con il preciso cross di Papa dalla destra che pesca Piana, tratto in inganno dal rimbalzo beffardo del pallone. Inizio di gara totale appannaggio dei locali con Sciuto al 17° che poco dopo il quarto d'ora si libera bene al tiro al limite colpendo il legno alla sinistra di Milone sulla ribattuta tapin di Platania, pescato in posizione di offside dal direttore di gara, anche se resta qualche dubbio dal nostro fermo immagine. Al 23° Academy che prova a smorzare il forcing locale al giro di boa della prima frazione di gioco con l'ottima sventagliata di Nani a beneficio di Salamone, il quale in condizioni di precario equilibrio calcia alle stelle da buona posizione. Al 26° prova ad accendersi la stella di Federico Platania che riceve la sfera da rimessa laterale, si gira bene in area calciando solo sull'esterno della rete. Gara che scorrerà fino al duplice fischio sul parziale di 1-0, decisa in qui la rete dopo 3 giri di gioco di Piana. Passiamo allora con le nostre immagini al film e la ripresa. Primo cambio per mister Figuera che getta in la mischia Laguzza, il logo di Nicosia al minuto 47. Un minuto più tardi Platania sfiora il raddoppio lasciandosi ingolosire dalla conclusione al termine di un contropiede magistrale al 50°. Secondo cambio con Lombardo che lascia spazio a Federico Grasso per i locali. Secondo tempo piuttosto noioso, scandito sin qui solo dai cambi. La Ionia prova a dare brio in zona offensiva con l'innesto di Tomasello per Bici. Un minuto più tardi da destra è Grasso che imbecca Platania che dall'altezza del dischetto il calcio di rigore calcia al lato, azione fotocopia, allora di gioca questa volta è Tomasello che prende il fondo, mette dentro il pallone e serve il più comodo degli assist a Federico Grasso che a porta sguarnita non può che fare. Ionia Calcio 2 Academy Barcellona 0. 3 minuti più tardi clamorosa svista del signor Samperi che non concede un fallo da rigore in favore della Ionia piuttosto evidente su intervento da Tergo ai danni di Platania. Al 70° locali vicinissimi al tris con Tomasello e Sciuto che duettano in area con quest'ultimo che da pochi passi però centra in pieno Milone. Conto aperto tra Platania e Milone con il numero 10 bianconero che si esibisce in uno slalom che diventerebbe anche gigante se non mancasse l'acuto vincente. Al minuto 77 termina la partita di Platania al quale è mancata solo la rete quest'oggi. Al suo posto dentro Nigri, scampoli di gara un minuto più tardi anche per Intelisano che prende il posto di Piana, autore del vantaggio locale. Ancora cambi con Muratori che lascia il campo in favore di Cacciola. L'ultima occasione della gara non può che essere di marca Ionia con il cross di Nigri da destra che pesca l'inserimento di Tomasello di un paio di spanne alta sulla trasversale di Milone. Il colpo di testa del numero 19 non accadrà più nulla al comunale Luigi Averna di Riposto. La Ionia Calcio si impone per 2-0, una marcatura per tempo, quella di Piana e quella di Grasso nella ripresa. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.